C'è un cuore disponibile al Cafoncello di Treviso. Queste parole, pronunciate al telefono la sera del 13 novembre del 1985, cambiarono per sempre la storia della cardiochirurgia in Italia. L'equipe, guidata dal professor Vincenzo Gallucci a Padova, eseguì il primo trapianto di cuore. In occasione del 40° anniversario di questo evento, al Museo di Storia della Medicina di Padova è stata inaugurata una mostra Storie di cuore e di coraggio. Tra i curatori di questa esposizione anche il professor Gino Gerosa, il cardiochirurgo erede di Gallucci, alla sua prima uscita da neo-assessore regionale alla sanità. Al di là dei progressi della cardiochirurgia resta fondamentale la scelta del dono. Si può fare meglio e quindi, se guardiamo i dati, nel rinnovo delle carte d'identità c'è stato quasi un 40% di diniego alla donazione, quindi molto si deve fare per informare i cittadini e per educarli al dono, all'idea del dono e quindi della donazione d'organo. Tra le storie di cuore e di coraggio c'è anche quella di Mirko Bernardinello, il primo trapiantato a cuore fermo d'Italia nel maggio del 2023. Grazie a un angelo che adesso è in cielo io posso vivere e fare una seconda vita. Io dico solamente una cosa, che una volta che purtroppo il nostro corpo non servirà più, però questo può servire ad aiutare 7 o addirittura anche 9 persone, penso che sia una cosa importante pensarci e soprattutto dire sempre un bel sì. Postazioni per misurare la frequenza cardiaca oppure interattive, opere d'arte all'interno della mostra, anche un avatar del cardiochirurga Gerosa con cui si può dialogare. Quanto deve essere il battito del cuore di un bambino? Il battito cardiaco di un bambino varia in base all'età. Tra i reperti storici anche un servizio di Antenna 3 con le immagini del 1985 che raccontano il primo trapianto di cuore. Cioè che sia stato anche giusto fare questo. 30 anni fa, il 14 novembre del 1985, anche il fratello di Francesco Busnello. Un anniversario che non appartiene solo a Padova ma a tutto il paese e che nelle storie di molte persone come Mirko cambiano la vita. Quell'occasione anche per in qualche modo rilanciare la città, rilanciare il museo e l'importanza che ha la cardiochirurgia moderna all'interno di questa città, che riprende ovviamente tutti i fasti di qualche decennio fa. Un momento celebrativo, un momento di approfondimento, ma anche un'occasione in più per rilanciare sempre e maggiormente questo museo. La mostra resterà visibile al Musme fino al 22 di maggio.